Collegati con Skype con il presidente del parco Moreno Gasparini. Innanzitutto Presidente, grazie di partecipare, sappiamo che è impegnatissimo, le stiamo rubando 5 minuti tra le tante cose che in questo momento sta facendo. Innanzitutto come sta? Bene, e grazie a voi di questo intervento. Mi dispiace di non essere lì in presenza con voi questa sera perché abbiamo un altro impegno che era già praticamente organizzato con le scuole dei nostri piccoli ragazzi di Loreo, e quindi devo essere presente nello stesso orario qui a Loreo stasera, e questo mi dispiace molto, ma spero che la mia amica Laila, sindaco di Taglio di Po, mi giustifichi e mi perdoni. Ecco, oggi celebriamo 5 persone, 5 imprenditori, ma non solo, un artista, un dottore che si stanno distinguendo nel mondo, non solo in Italia. Abbiamo celebrato il dottor Veronese, che è uno dei 50 più importanti ricercatori giovani nel mondo. Stiamo celebrando e stiamo premiando anche degli imprenditori che si fregiano anche del logo e del titolo del Parco del Delta. Che valore aggiunto può rappresentare questo logo e essere all'interno del Parco del Delta, Presidente? Ma senz'altro mi congratulo con tutte queste attività che sono lì presenti con voi stasera, ma con tutte le altre attività presenti nel territorio del Parco del Delta, perché sono un po' la nostra punta di diamante, sono quelle eccellenze che noi sempre dobbiamo divulgare e dare una mano perché possono essere sempre migliori e sempre più presenti nel nostro territorio per trasmettere quello che è il messaggio di qualità, di capacità, di voglia di fare, di voglia di crescere in un territorio importante come è quello del parco. Io credo che queste aziende abbiano e debbano avere tutto il supporto necessario sia da parte degli enti sovracomunali ma che anche degli enti locali quali i comuni, per avere la maggior visibilità e la maggior propensione a quello che può essere un mercato che è quello anche del turismo, che è un turismo sostenibile il nostro, che va alla ricerca di queste eccellenze. Ecco, sul marketing territoriale lei ha fatto la cifra del suo mandato, lei molto spesso appunta il discorso che abbiamo un territorio straordinario, non solo turistico ma anche imprenditoriale. E cosa si potrebbe fare per aggiungere valore aggiunto, per aumentare questo interesse che c'è da parte ormai dei media nazionali e internazionali di questo territorio, e cosa non si è fatto fino adesso secondo lei? È mancata un po' la sinergia fra le aziende e fra il privato e il pubblico, nel senso che noi dobbiamo uscire da questo nostro territorio con un sistema molto molto compatto, che è quello della rete. La rete si fa con un credo fondamentale di tutti, ma soprattutto quello che è il supporto delle amministrazioni, che possono essere il veicolo per promuovere tutto quello che è sinergia dentro un'area vasta come il Delta del Po, ma soprattutto eccellenze a partire dal caffè, dal riso e quant'altro, senza nominarli tutti, ma cercare di creare un pacchetto uniforme di quello che può essere l'eccellenza di un parco. Se noi riusciamo ad arrivare a questo obiettivo, questo modello di proposta turistica, riusciamo a mettere insieme eccellenze e ambiente che è già lì, è già pronto, e quindi noi riusciamo a vendere veramente bene il nostro territorio sotto il punto di vista turistico, ma di un turismo di qualità. Ecco, noi stasera celebriamo del personale, delle persone che si sono distinte, che sono relativamente giovani. Vede un ritorno dei giovani a fare impresa in questa zona d'Italia? Secondo me sì, c'è una sensibilità maggiore, c'è una volontà anche a vedere a 360 gradi quelle che sono le prospettive e soprattutto anche le opportunità delle nuove generazioni. Questo mi fa molto piacere, deve far piacere a tutti noi abitanti del Delta del Po, perché noi abbiamo vissuto la nostra storia recente degli ultimi 70 anni, ha visto dall'alluvione in poi, ha visto le persone e le famiglie andare via e non più tornare perché hanno trovato opportunità di crescita altrove, e in questo momento noi stiamo cercando su tutti i fronti, dal PNR al cicloturismo a quello che è la proposta turistica attraverso la cultura, tutto quello che è il mondo che attraversa la parola turismo, noi stiamo cercando di creare delle opportunità. Questo ci deve far pensare, ci deve far capire e soprattutto essere orgogliosi che i giovani, le nuove generazioni abbiano un loro credo molto molto fondato su questo territorio, perché senz'altro faremo un grande salto di qualità. Presidente, la ringraziamo anche per la disponibilità. Adesso le chiedo un saluto anche al pubblico di Sala Europa e naturalmente agli imprenditori e agli artisti che abbiamo qua con noi questa sera. Ma senz'altro un saluto a tutti.
aver fatto molto piacere essere lì con voi, magari la prossima volta lo organizziamo e cerchiamo di gestire i tempi e i doppi impegni, e senz'altro ci sarò eventualmente in un prossimo evento fatto lì con l'AILA e con il Comune di Taglio di Po. Un abbraccio forte a tutte le imprese che credono nel nostro territorio, che credono in quello che fanno e che portano alto il nome del Delta del Po. Grazie Presidente. Grazie a voi.